Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste. I giorni passano e mi passano sopra, come quel nostro ultimo dopo, sicuri che ci sarebbe stato, che sarebbe andato tutto come volevamo. Sì, ma la morte come si permette di spazzare via i progetti di una vita? Tu che sapevi tutte le risposte, quelle nascoste, dimmelo. Dimmi come torno a vivere un giorno se mi uccide la quotidianità. Se oggi sono qui aspettando un sì e sopravviverò a una giornata no, dentro la tempesta o nella mia testa o su un palco in camera o giù in città. Suonerò più forte di tutto questo, te l'ho promesso, prima, dopo e adesso. Ed è rimasta una canzone che non hai sentito mai. La canto dal nostro balcone, in un teatro, in una via, e dovunque tu sia, io morirei per te, ma farò di più. Ti giuro che per te vivrò la felicità, assomiglierà a un sorriso d'inverno, al freddo sanguina. Ma se il dolore mi lasciasse un po' di forza sfusa, potrebbe essere il suo modo di chiedermi scusa e mantenere tutto quello che ti ho promesso, prima, dopo e adesso. Ed è rimasta una canzone che non hai sentito mai. La canto dal nostro balcone, in un teatro, in una via, e dovunque tu sia, io morirei per te, ma farò di più. Ti giuro che per te vivrò e tu vivrai in questa mia condanna a vita, con il nostro a dopo, con il dopo che ci sfugge tra le dita. Va bene così, ci siamo salutati già, io rimango il tuo bimbo se tu resti il mio papà, ma ora che vai devo diventare grande, però so che ci ritroveremo insieme in qualche posto prima o poi, se non è prima allora a dopo. Perché è rimasta una canzone che non hai sentito mai. La canto dal nostro balcone, in un teatro, in una via, e dovunque tu sia, io morirei per te, ma farò di più. Ti giuro che per te vivrò. Ti giuro che per te vivrò. Eccoci, allora abbiamo incominciato in maniera un po' inusuale questa puntata di Trieste in diretta che, come spesso succede di venerdì, è dedicata alla cultura e allo spettacolo. Nella seconda parte parleremo del Trieste Operetta Festival, lo faremo assieme a Rossana Poletti, che è presidente dell'associazione che è direttore dell'Associazione Internazionale Operetta. In questa prima parte siamo in compagnia di, come si dice, puntino al secolo Simone Forte, sì, perché sennò sarebbe, sì, che è musicista, l'autore
del video che avete visto, il video che si chiama A dopo. Noi ci eravamo visti un mesetto fa circa, sì, credo, prima del telegiornale, però insomma ho detto vediamoci anche a Trieste in diretta, così possiamo parlare un pochettino più, grazie Umberto dell'invito, più a lungo e anche e soprattutto del fare musica in questi anni per un ragazzo giovane, eccetera, insomma, perché insomma è sempre il caso anche di dar spazio a chi. Quanti anni hai tra l'altro? Io 26. 26. Adesso dovrebbe essere proibito avere meno perché di poi 30. la mia discografia si basa sul tornare bambini, no? Giustamente qualcuno mi fa notare, ma tu che praticamente lo sei ancora, già vuoi tornare bambino. E invece evidentemente c'è uno stacco comunque anche a livello di costrutto sociale a un certo punto, nel momento in cui si abbandona quella parte più piccola di noi stessi, che viene a mancare già anche nell'adolescenza. Io mi ricordo anche a 15-16 anni mi mancava l'idea del gioco e queste cose qua. Riesco a capire anche questa cosa a un livello di... Toglimi una curiosità prima di cominciare a parlare. Io mi sono sempre chiesto, cioè, quando si realizza un video come quello che abbiamo fatto, che abbiamo visto, quando si girano proprio le riprese, no? Cos'è? Voi sentite la musica mentre girate? Cioè, come funziona? Questo non riesco a capire. Sì, allora, di solito sì, no, a livello tecnico sì, noi sentiamo... C'è un playback? Sì, è un playback cantato sulla canzone che viene riprodotta da un dispositivo che viene posizionato, dipende poi dal luogo in cui... Questo video qua aveva delle riprese sia in esterno che in interno, chiaramente in interno è stato più semplice, nel senso che era più gestibile, però vabbè, è un video in realtà di semplice realizzazione, nel senso che non volevamo fare nulla di ampolloso, di troppo stucchevole, però ecco, sì, approfitto per ringraziare le due persone con cui ho lavorato e con cui lavoro ancora anche per la parte audiovisiva dei miei concerti, che sono Armando Casalino e Elisabetta Cancelli, che mi hanno aiutato a curare l'aspetto così filmico di è una mia curiosità, perché capisco all'interno, quindi voi diciamo cantate in playback quando c'è bisogno di cantare e poi viene mixato. In questo video c'è una parte cantata in playback soltanto nel finale, quando sono in Piazza Unità, ma il resto negli esterni è semplicemente un vagare per le strade. Sì, perché dovete sapere che mentre vanno in onda i filmati noi di solito approfittiamo o per metterci d'accordo, cioè noi i filmati non li vediamo. O per parlare di tutt'altro. Però perché servono le valvole di sfogo per poi tornare professionali. Allora, dicevamo, che cosa significa fare musica in questo preciso momento, in questo paese e, se vogliamo, anche in questa città? Beh, sarebbero da dare 3 risposte. Sì. Allora, questo momento è un momento sicuramente di grande cambiamento. Allora, io non sono uno di quelli che si adagia sull'usato sicuro oppure rimpiange certi tempi che magari non ho neanche vissuto, perché appunto essendo giovane, io l'era del disco, io sono nato che il disco già cominciava a non vendersi più, però l'ho vissuto, insomma, e devo dire che sono legato, ma mi pare te lo dicevo già la volta scorsa, all'idea del concept album, quindi del disco concepito con un'unità di senso, no? Perché banalmente non penso sia una cosa che possa passare di moda, perché è come guardare una serie TV con gli episodi collegati, voglio dire, uno apre una piattaforma streaming perché deve vedere una serie che ha un episodio, ci sono le serie antologiche con gli episodi scollegati, ma poi di solito hanno delle trame orizzontali. Se si potesse fare questo con la musica in maniera fruibile sarebbe fantastico, invece è una cosa che non si fa più. Ma perché? Perché è cambiato il modo... Ma che si è fatta anche poco, no? Sono rari. Poco, sì, perché comunque richiede una soglia di attenzione più alta, comunque richiede un impegno sicuramente maggiore da parte del fruitore, dell'ascoltatore. Ma perché? Perché adesso la musica si ascolta e si fruisce in un altro modo, cioè la pandemia certamente ha accelerato un processo che però era già cominciato, era inevitabile, quindi la digitalizzazione delle cose. E poi mi fa sorridere perché c'è una questione di quantità
esorbitante, quindi quasi un ingozzare, insomma, no? di cose che però durano pochissimo. Quindi invece di mangiarsi, che ne so, un bel piatto che te lo godi, no? Per un quarto d'ora, ti mangi un panino che in un minuto è finito, poi te ne mangi un altro, perché le canzoni durano sempre meno, ormai si sta sotto i 3 minuti. Se dopo un minuto non arriva il ritornello, le radio non ti passano le canzoni. No, una volta 3 minuti era l'introduzione delle canzoni anni 70, no? Sono certe, sì, capito, sì. Anche proprio delle... E poi c'è anche molto meno tempo tra una pubblicazione e l'altra. Adesso si ragiona per singoli, quindi per segmentini, no? Sì, appunto, sì, non sì, per sì, disco, per cui si pubblica un singolo, ma dopo 2 settimane quel singolo già non viene ascoltato più, è già vecchio, bisogna già produrne un altro. Ma per esempio, come il successo di un brano, come viene calcolato adesso? Perché un conto sono le residuali ormai vendite dei CD o dei... Io drogo il mercato perché io continuo ancora a prendere i CD per tutta una serie di ragioni. Anche d'età. Sono affezionato al supporto fisico, anche con i DVD faccio così. Non si vendono più i DVD, cosa. Ma i cofanetti, sono molto affascinato. Però poi ci sono gli ascolti su streaming, che tra l'altro io anche posseggo, quindi non è che sia proprio... Certo. Però là come funziona? Si calcolano i click? Come funziona? È più complicato e anche, ti dirò la verità, meno fruttuoso, cioè sì. Chiaramente uno, non soltanto l'artista, ma tutto il mercato ne guadagna di meno, però è anche vero che in qualche maniera si spende di meno, quindi c'è tutto un ribasso, è tutta una corsa al ribasso un po'. Sì, comunque si calcolano i click, gli streaming. Ecco, le canzoni, mi sono dimenticato di dirti che le canzoni durano di meno anche perché spingono l'ascoltatore ad ascoltarla più volte. Quindi tu una canzone di 6 minuti l'ascolti una volta, una canzone di 3 l'ascolti 2, per cui sono 2 ascolti e quindi il doppio del guadagno. Fedez, che di queste cose è un maestro, certo. Per dire la verità, infatti 1000 durava credo 2 minuti e mezzo. Sì. E difatti quando l'ascoltavi, perché secondo me è bellissima, tra secondo me molto divertente, e l'ascoltavo 2 o 3 volte di seguito. Perché dici, sai, se avessero messo 4 ritornelli invece che 3, come hanno messo, magari saresti stato soddisfatto. Sì. Invece non lo sei e quindi la riascolti. Vabbè, questi sono trucchi del mercato che sono sempre esistiti, voglio dire. Però ecco, per tornare alla tua domanda, questo è il momento che stiamo vivendo e secondo me è inutile cercare di opporsi e combatterlo. Bisogna, secondo me, fargli necessità virtù. La maturità è forse di un artista è anche scendere ai compromessi, no? Poter dire ok, allora le condizioni sono queste, quindi io adesso cercherò di fare il meglio che posso nelle condizioni che ho e con quello che ho. Dopodiché suonare in un paese come questo è sicuramente... C'è, come dire, forse la cultura dell'arte, però comunque, ecco, storicamente siamo un paese che ha sempre ospitato appunto musica, arti figurative, no, teatro, spettacoli, però c'è comunque nei confronti dei giovani un po' un'avversione. In questa città forse è in qualche maniera un piccolo specchio del discorso che ho appena fatto. Però mi raccontavi prima che comunque nei giorni scorsi tu a Roma hai partecipato ad un evento che ha messo insieme insomma gli artisti grandi e anche voi artisti giovani. Sì, no, perché per fortuna le eccezioni ci sono. Sì, sono stato a Roma questo weekend, un weekend che dicevamo molto piovoso, ma è stato molto, molto emozionante. Ho cantato in Piazza del Popolo, la piazza era pienissima, quindi insomma, e ho cantato... Piazza del Popolo io confondo sempre, è quella con le 2 chiese? Sì, ok, esatto. Una piazza, insomma, tra l'altro stupenda a livello di energetico anche. E lì io sono stato selezionato per questo concorso con una canzone inedita che non ho ancora pubblicato, che parla di un piccolo migrante che lascia il suo paese. Mi sono ispirato l'anno scorso quando ho visto al TG un servizio su un bambino che dall'Ucraina viaggiava con il numero di cellulare della mamma scritto sulla mano e un sacchetto di peluche con degli orsetti dentro, come può essere il mio che porto in tour da un po'.
E ho pensato di voler raccontare questa storia come se fosse però la storia di qualsiasi piccolo migrante che magari non ha mai fatto notizia. E sono stato selezionato e su quel palco ho condiviso appunto lo spazio e il tempo con big della musica italiana come Fiorella Mannoia, Rancore, Irene Grandi, c'era Mr. Rain. Infatti secondo me era colpa di Mr. Rain Mr. perché Rain pioveva, ha piovuto tutto il giorno, gli ho detto scusa, volevo dirgli ma non potevi, vabbè. Mr. Rain è quello che è arrivato terzo a Sanremo. Salutiamo no? Mr. Rain che sicuramente ci sta seguendo. Sì, è quello che è arrivato terzo a Sanremo. Esatto. No. È anche simpatica come canzone. Sì. Molto emozionante, insomma, non te lo nego, anche se la cosa più sorprendente è stata il giorno dopo, perché ho partecipato allo Spaghetti Unplugged, che è praticamente un piccolo evento che fanno a Roma e Milano, molto importante. Si fa di solito in un club, una specie di club teatro molto particolare, e anche lì girano sempre VIP, non so, la volta prima c'era Emma, quando sono stato io c'era Leo Gassman, Aiello e altri. E anche lì sono stato selezionato, è stata una sorpresa, infatti sono rimasto a Roma un giorno in più, ho suonato al piano e voce 2 canzoni, tra cui anche quella che abbiamo sentito adesso. Perché tu poi queste, noi ci eravamo visti appunto tempo fa in occasione poi di uno spettacolo dove il concetto di concept, dove proprio il concetto di concept, se lo dici in inglese funziona, l'ha fatta da padrone, insomma, no? Assolutamente. Io ho cominciato questo piccolo percorso a ottobre, l'ho portato avanti fino a dicembre con il titolo di Da piccolo, un bimbo al pianoforte, il sottotitolo, e poi vista la richiesta da parte degli altri, anche la richiesta da parte del mio bambino interiore, ho voluto riprenderlo, e quindi da marzo fino a domani sono stato in giro appunto con Da piccolo, un bimbo ancora al pianoforte. Praticamente è un concerto recital in cui ci sono una ventina di canzoni, moltissime sono inedite, quindi scritte da me, ma tante altre sono cover famosissime, di quelle degli anni 70 fino a Brividi del 2022, però tutte quante per tematica e testo, diciamo, si incastrano in orizzontale in una narrazione appunto che scorre e l'una con l'altra si inanellano raccontando una storia. Okay. Io parlo di moltissime tematiche, anche e soprattutto quelle dei giovani, poi ho il microfono ad archetto, per cui ho la possibilità quando parlo di alzarmi e andare proprio verso il pubblico, no? Stimolarlo, ci sono dei giochi che si fanno col pubblico, parlo di tante tematiche, ma l'idea è proprio la ricerca del bambino interiore, no? Quindi ecco, non è uno spettacolo pesante, però è uno spettacolo che, come i famosi concept album di cui parlavamo prima, richiede un minimo di impegno, di sforzo. Tra l'altro, 2 sere fa, a cena fra amici, è venuta fuori una discussione sulle cover. Adesso non tanto quando le cover vengono appunto utilizzate negli spettacoli, eccetera, ma proprio quando vengono reincise. Ecco, difatti, quando vengono reincise. Io per esempio, a furia di sentirne le cover, ho preso in antipatia 2 brani che sono coverizzati quasi di continuo, cioè Over the Rainbow e What a Wonderful World. Io non posso più sentirle. Tra l'altro, per Over the Rainbow c'è anche un aneddoto molto breve, perché una volta chiesero a Liza Minnelli di inciderlo, certo, e lei disse: ma non vedo perché, mia madre lo ha cantato così bene che mi sembra assurdo. Quindi per fortuna abbiamo evitato un qual è la necessità proprio di reincidere le cover? Ne parliamo in generale. Mi viene in mente anche My Way, adesso mi viene da ridere perché... Che già è una cover, se vogliamo. Infatti, io ai saggi di canto... Mi ricordo che, io a qualsiasi saggio di canto ho fatto io e poi sono andato a vedere qualche amico. C'è sempre. My Way è qualcosa di Adele, di solito Rolling in the Deep, proprio fisso, tutte le volte, non può finire il saggio di canto se non c'è qualcuno che porta una di queste 2 canzoni. Quindi, perché ci sono alcune che evidentemente sono quasi abusate effettivamente. Sì. Allora, reincidere una cover in studio... credo che bisogna farsi la domanda che bisognerebbe farsi probabilmente in tantissime altre occasioni nella propria vita. Ha senso? Cioè uno deve dirsi: ho da dire qualcosa,
è come quando io prima di salire su un palco, prima di scrivere una canzone, magari mi metto, trovo una bella melodia e dico ok, mi piacerebbe metterci un testo. E ci sono tante volte che sto davanti allo schermo col foglio bianco per 3 ore e dico ma ho da dire qualcosa? Forse no, domani magari sì. Quindi chiudo e basta. Invece tante altre volte questa domanda non ce la si fa e quindi il risultato sono così, queste cover reincise. Poi di solito, ecco, secondo me cambia anche, si può pensare di lavorare su nuovi arrangiamenti, no? È molto difficile perché comunque stravolgere un arrangiamento è qualcosa di coraggioso, ma vai magari ad inficiare o comunque a... No, infatti adesso non per citarlo di continuo, però per esempio se vogliamo anche Sinatra ha inciso 2 o 3 volte, se non addirittura di più, determinati brani, e anche quando ha modificato gli arrangiamenti sono modifiche fondamentalmente abbastanza... Ma perché se lo fa l'autore poi è più facile perdonarlo, se lo fa qualcun altro è subito si urla al disonore. Ma poi se lo faceva Sinatra era anche difficile andargli a dire qualche cosa. Esatto. poteva essere rischioso. Quindi in effetti era un bel discorso effettivamente quello che avete fatto a cena, perché a volte c'è allora, io non lo so, forse è anche perché di musica ce n'è veramente tanta. Io non voglio dire troppa, però veramente tanta. Adesso con l'avvento appunto delle piattaforme streaming chiunque può, veramente chiunque. Cioè se tu vuoi registrare una canzone piano e voce con un microfono... Sì, lo fai. Cioè, trovi il modo di pubblicarla su Spotify. Però anche in questi ultimi anni comunque siamo stati abituati tanto a vivere continuamente con la musica è ovunque, no? Per cui in televisione, persino negli ascensori, nei supermercati, cioè è molto difficile poi distinguere quale sia la musica, passami il termine, necessaria, no? Di cui uno effettivamente ha bisogno o quale no. Ecco, questa è una domanda che è la prima volta che faccio a un musicista, perché di solito la faccio agli attori, però è anche vero che grazie alla rete, grazie a Spotify, grazie a YouTube, c'è anche tantissimo materiale a disposizione. Cioè, una volta, quando adesso mi secca un po', mi autocondanno dicendo quando ero giovane io, molto spesso... Quando eri piccolo, stiamo parlando di bambini interiori, quindi... Delle volte, in alcuni casi, dovevi andare a memoria se dovevi ricordare qualche cosa, eccetera. Io ho fatto la mia tesi di laurea, era in storia del cinema, e molti film non esistevano quella volta i VHS di tutti i film che mi servivano, e delle volte andavo a memoria. Adesso c'è tanto a disposizione, cioè se uno vuole o anche ispirarsi a qualcosa del passato, lo trova 9 volte su 10, insomma, no? Magari delle volte c'è anche quella 10ª volta in cui non trovi quello che cerchi. Anche qui mi domando se soprattutto per voi è un bene o un male, cioè se per un giovane potrebbe essere uno stimolo maggiore non riuscire a trovare delle cose. Allora, io credo che in questo giochi tanto una problematica che è quella che stiamo affrontando da qualche anno noi autori e compositori, che è la questione legata al diritto d'autore. Chiaramente adesso c'è, appunto, dicevi, c'è molta più informazione su tutto in realtà. Su tutto. Per questo... secondo me adesso l'ignoranza non è più una scusa, perché se uno vuole può. Però per esempio questa cosa qui ci ha preoccupato, insomma un po' ci preoccupa, perché c'è la possibilità veramente di prendere da qualsiasi cosa, perché hai l'accesso a tutto. Quindi se tu riesci a prendere qualcosa e cambiarlo in modo da non arrivare a essere accusato di plagio, lo puoi fare. Una volta chiaramente si poteva fare lo stesso, però era un po' più
complicato. Da una parte e dall'altra però io ho visto per esempio mia sorella imparare, ha fatto un po' di piano classico, però non si trovava tanto, l'ho vista imparare a suonare il piano andando su Google a cercare gli accordi delle canzoni che le piacciono, si è messa a imparare gli accordi e adesso anche lei suonicchia, insomma, quindi vuol dire che questo tipo di fruizione funziona, soprattutto forse sui giovani. Ecco, sarebbe sempre buono se queste informazioni venissero usate e soprattutto in maniera corretta e utile. Ecco. Io, se uno guardasse le mie playlist di Spotify, che sono piuttosto... Io veramente trovi assolutamente di tutto, perché com'era quella sigla televisiva, sempre per tornare ai tempi, tac! La trovi, com'era la canzone di questo, quell'altro, lo trovi. Però questo aiuta, gioca sicuramente l'effetto nostalgia, ma questo chiaramente aiuta tanto, perché una volta io ci sono tante cose che da piccolo volevo cercare e poi me le sono dimenticate perché non avevamo non era così, il supporto non era così. Non era così io avanzato. Invece adesso ho preso molte rivincite su me quarantenne, che non trovavo determinate cose, adesso che le trovo, la playlist è piena. Abbiamo ancora un paio di minuti, perché poi dopo lui chi è? Sì, no, perché sennò poi a casa mi fa le storie che non l'ho presentato. No, lui è un orsetto che, prova a dire come si chiama? È un orsetto? Marco. Orsetto si chiama. Orsetto. I celestini, l'orso e Marco, no? Sì, Marco, è vero. Lui è orsetto con la O maiuscola, e lui è praticamente il simbolo della mia infanzia. E lui viene tutte le volte ai concerti miei. Ma è uno che avevi da bambino? Sì, questo è l'età mia. Non ho mai saputo di che marca sia, non ho mai saputo da dove venga. Non sembra un Trudy. No, non sembra un Trudy. È misterioso. Si è scucito, io l'ho ricucito, insomma Confesso adesso, tanto anch'io ho conservato l'orso che mi venne regalato quando avevo 6 giorni. E sta ancora... Allora, se tu vieni domani a vedermi alla Sala Luttazzi, portalo, così li facciamo conoscere. Insomma, se no lui si lamenta che è sempre solo. Quello penso che il mio sia difficile da trasportare, perché penso che se lo tocco si sfregola, tipo lui resiste ancora, resiste. A 59 anni il mio. Il mio un po' meno, ma ecco, lui per esempio era il mio compagno di tante nottate inquiete, in cui riuscivo a dormire soltanto con lui e col mappamondo acceso che illuminava tutta la camera di blu, e non lo so se poi è da lì che mi sono ispirato per tingermi i capelli di blu, però il blu è sempre rimasto un colore. Sono tinti in maniera tranquilla. Sì. Aspetta quest'estate. Ah sì? Allora, c'è l'appuntamento di domani, no? Sì, domani alle 20:30 alla Sala Luttazzi ci sarà l'ultimo di questo giro di concerti. Poi la Sala Luttazzi è un bel posto, insomma, prestigioso, poi ricorre il centenario di Lelio in questi giorni, tra l'altro, mi pare qualche giorno fa. E quindi domani si conclude alla grande, sarò io il mio pianoforte, l'orsetto perché ovviamente, però sarò solo sul palco a raccontare questa storia che poi alla fine... 20:30. E poi dopo ci sarà anche una tournée estiva, che magari quella poi quando avrai le date torna pure, così continua. Lo confermo, sì. Così non lo sapeva nessuno, ma adesso... Non dovevo dirlo? No. Andava detto. Tanto ormai, insomma, domani sarà l'ultima data di questo. E poi, siccome è un bel giro, penso che una terza parte se lo merita, perché sennò lui chi lo sente poi. Allora casomai poi torni a raccontarlo. Poi mi ha incuriosito con i capelli a questo punto. Sì. Guarda lo sfondo, più o meno calcola una sfumatura più o meno di tutti questi blu insieme. Sai che questo a me, proprio quando si parla di capelli, io purtroppo... Tu dici, vabbè. Ormai ho perso i treni. Grazie a Simone Forte, in arte Puntino, per essere stato con noi. Buon lavoro, mi raccomando. Grazie anche a te. Ci vediamo magari tra un po' di tempo. Molto volentieri. Adesso andiamo in pubblicità e poi rimaniamo a parlare di musica, perché presenteremo l'edizione 2023 del Trieste Operetta Festival.
Allora, seconda parte di Trieste in diretta, come detto continuiamo a parlare di musica, a parlare di spettacolo, lo facciamo assieme a Rossana Poletti che è il direttore dell'Associazione Internazionale dell'Operetta, con la quale parliamo appunto del Trieste Operetta Festival. Insomma, verrebbe da dire ce la si è fatta, insomma. In realtà quest'anno abbiamo una nuova manifestazione che si chiama Festival dell'Operetta 2023, che mette insieme alcune iniziative del Teatro Verdi in collaborazione all'Associazione Operetta per volontà del Comune di Trieste. C'è questo trittico di operette che parte già adesso ai primi di giugno, il 3 giugno in realtà, che è una data eccezionale, ma tanto pioverà. Purtroppo sì, dentro. Sì, purtroppo sì, in mezzo a un ponte, ma sai, incastrare prove, debutti di 3 produzioni distinte nell'arco di un mese e poco più, perché al 9 di luglio finisce tutto. Sì. Non è una cosa da niente, è di una difficoltà enorme, perché devi combinare orchestra, coro, artisti, ballerini, cioè spazi, perché poi tra l'altro gli spazi sono quelli che sono, e quindi il problema non è irrilevante. Ecco, perché chiariamo, ci sono più momenti diciamo così, del festival, che poi è in qualche modo sparso per tutta l'estate, perché ci sono i 3 appuntamenti al Teatro Verdi che si chiamano Festival dell'Operetta 2023, e poi ci sono altre 2 concerti, adesso io vado un po' per le spicce, 2 concerti e un ulteriore spettacolo al Rossetti che sono in agosto e in settembre, e che fanno parte di Trieste Operetta Festival, che è quell'iniziativa che noi abbiamo iniziato 3 anni fa. Ecco, quando avete ripreso in mano, cioè 3 anni fa poi era anche un'estate particolarmente difficile, insomma. Tragica. Ecco, diciamo, c'era stavo per dire un humus, ma è brutto, c'era un sostrato su cui lavorare, cioè avevate compreso che festina lenta, cioè passo dopo passo si poteva appunto riprendere in mano questa tradizione, eccetera. Sì, perché noi sono da tantissimi anni che attraverso piccoli spettacoli, piccoli eventi, aumentiamo di volta in volta diciamo così, la mailing list di quelli che partecipano, ed è vieni a vedere anche tu. Io mi ricordo sempre, un giorno ero al Rossetti e avevamo da poco fatto il galà dell'Operetta del musical di fine anno, e c'era una signora piuttosto giovane, perché bisogna anche sfatare un po' il mito che a vedere l'operetta viene solo i veci, non è così. Poi invecchiamo tutti, quindi inutile parlare male. E c'era questa signora, prima o dopo che tocca a tutti, e insomma c'era questa signora che diceva alle sue amiche: ah, guarda, ma proprio parole testuali, sono andata lì, mi sono seduta, ho pagato il mio bel biglietto, neanche caro, sono stata là e sono stata proprio ben, me gossai, divertì, vi consiglio di venire anche voi. Ecco, è questo lo spirito che ci ha fatto crescere nel tempo, e che ci ha fatto anche poi arrivare all'azzardo del il 2020 poi è stato l'anno disastroso, però sul galà dell'operetta che abbiamo fatto a San Giusto, che è stato ripreso e che poi il Comune di Trieste attraverso Discovery ha messo in rete, aveva fatto nel giro di pochi giorni 150.000 visualizzazioni. Sì, quindi è un segno. Sì. Sì. Vuol dire che c'è comunque un interesse per questa città, che ha questo genere, che ha sempre avuto al cuore questo genere musicale, e che, come dice sempre Curti, se piace il musical è perché c'è questa continuità di tradizione. Certo, sì. Ecco. Infatti l'altro giorno a cena, adesso la gente dirà: ma questo è sempre a cena? Insomma, capita di mangiare. Mamma mia, questo no. L'altro giorno a cena un mio amico mi chiedeva, dice: ma definiscimi l'operetta, perché dice io non l'ho mai vista. E io ho fatto l'esempio più semplice, ho detto: guarda, se tu pensi al musical,
pensa un pochettino, immagina quello che può essere il genitore del musical e capisci un pochettino che cos'è l'operetta, eccetera. E poi secondo me ci sono anche quegli spettacoli che sono ancora operetta pur essendo già musical, e per come la vedo io Hello Dolly è forse l'esempio più caratteristico di questa contaminazione molto, molto stretta e molto forte, insomma. Sì, c'è da dire però che il musical, no, nel momento del passaggio, siccome avviene poi in un'epoca abbastanza terribile. Sì, il musical prende anche dei connotati anche seri delle volte. Molto, perché sono tutti quanti, hanno tutti i finali abbastanza così difficili, tragici, sono più connotati come melodramma moderno, anche se non hanno niente a che vedere con l'opera, ovviamente, ma è evidente che è un'evoluzione e che a seconda di dove questa cosa si evolve ha delle caratteristiche. Certo, è ovvio che in Austria alla fine dell'Ottocento, i primi del Novecento, nell'Austria Felix ci si divertiva e si ballava e si godeva, ed è ovvio che negli anni 30, ieri sera ero a vedere il cabaret del gruppo DTM. Tra l'altro chiedo scusa, quando l'abbiamo presentato 2 o 3 giorni fa mi ero dimenticato di dire che c'era anche una collaborazione c'è una collaborazione. Chiedo scusa, non l'avevo fatto, me ne sono accorto dopo. Supportiamo questo fenomeno in crescita, e devo dire la verità che rispetto al titolo dell'anno scorso, che era a mio avviso un poco troppo complesso e anche più difficile da fare, era Nine. Quest'anno hanno fatto Cabaret e hanno degli artisti che hanno dei punti notevoli, e lo spettacolo ha funzionato, è stato molto divertente. Replica stasera, pochi biglietti ancora a disposizione, devo per fare pubblicità. No, il Teatro Mila. Però riempito ieri sera e riempito anche stasera, veramente ci sono veramente pochissimi posti ancora a disposizione. Quindi se qualcuno vuole vedere questo spettacolo, Cabaret è forse l'esempio più eclatante. Si parla degli anni 30 a Berlino, l'avvento del nazismo che distrugge tutto e quindi non rende sicuramente le cose facili. Raccontiamo un po' gli spettacoli, perché sennò poi se io e te chiacchieriamo. Allora abbiamo questo Festival dell'Operetta 2023 che è organizzato appunto dalla Fondazione del Teatro Verdi con la collaborazione insieme all'Associazione dell'Operetta. Il primo evento è il 3 giugno con la Vedova Allegra in concerto. È una Vedova Allegra che vede l'orchestra e il coro sul palcoscenico e gli artisti in costume sul palcoscenico sempre, ma non è una sintesi, è tutta l'operetta. Ci sono anche alcuni passaggi, delle gag più divertenti, le scene del ventaglio, tutte le solite robe, Niegus, tutti i soliti passaggi che la Vedova Allegra ci propone, ci allieta. Però viene fatta con una rivisitazione di quella che è stata la prima in assoluto a Trieste del 1907, e diciamo così, conduttori di questo racconto che si intrammezza nella storia sono la Daniela Mazzucato nel ruolo della Mila Teren, ma ci sarà anche qualche sorpresa di questa Mila Teren, che fu l'artista estremamente amata da Lear nelle sue operette, e poi Lear impersonato da Giorgini. E poi ci sono cantanti, c'è Colautti, vedo, c'è Binetti, Binetti è regista di tutte quante, allora, no? Binetti è l'asso pigliatutto. Ma lo pagano di più o no? È uguale? Spero che lo paghino, perché lavora come un matto ormai. Io non riesco più a parlarci, ho 100 cose da risolvere, non riesco più a parlare con lui, perché ci sentiamo a mezzanotte, sono appena arrivato a casa, sono morto, non capisco più niente, lasciami andare a dormire. Vabbè, poi di notte non si lavora, si guarda il soffitto perché non si riesce neanche a dormire dalle preoccupazioni, ma vabbè, sarà quel che sarà. Poi partiamo con un altro spettacolo, spettacolo che piace molto a Trieste, il Paese dei Campanelli. C'è da dire che sono 100 anni dal debutto di questa operetta, e quindi era un d'obbligo metterla in scena.
L'ultima volta che fu a Trieste mi sembra fu un allestimento con Nichetti e tanto tempo fa. Fu tanto tempo fa, sì. Adesso si celebra questo centenario sempre con coro orchestra del Verdi, regia di Binetti e poi tanti artisti. Sono 5 repliche. Qua sono 5 repliche, sì, io devo guardare il pezzo di carta perché la dall'11 di giugno fino a domenica 18. Ecco, sì, ci sono anche 2 pomeridiane, tra l'altro l'11 e il 18 giugno sono 2 pomeridiane. Sì. Qui abbiamo anche degli ospiti, oltre a tutti i nostri artisti di Trieste che fanno parte un po' della nostra scuderia, se così vogliamo chiamarla volgarmente, ci sono anche degli ospiti che il Teatro Verdi ha chiamato da fuori, la Dana Ericos, che si è già vista però in alcune produzioni del Verdi, e questo splendido tenore, come dice Andrea, bellissimo e bravissimo, Ghilen Munguia. Lui è uno spagnolo padovano che parla perfettamente l'italiano, spagnolo ma parla perfettamente l'italiano, era Veneto, che di tanto Padova. che preciso. Sì, probabile, bravissimo. Ma poi abbiamo detto, anche qui abbiamo la Selma Pasternak, anche Andrea Binetti, Gualtiero Giorgini, Alessio Colautti, la Federica Vinci, che è questo debutto di questa artista che ha studiato al Conservatorio di Trieste, Giacomo Seguglia, Michela Vitali, insomma un po' tutti, con maestro concertatore e Andrea Albertin, maestro del coro, lo dico una volta per tutte, Paolo Longo. C'è anche un assistente alla regia, Roberto Bonora, che è un coreografo triestino che ha lavorato tanti anni col Verdi e che presta la sua collaborazione per queste 2 operette. E poi il Verdi, queste finora erano produzioni fatte dal Verdi sempre con l'associazione dell'operetta. Poi il Verdi mette in campo anche un Orfeo all'inferno che Andrea allestirà in un locale all'inferno, ovviamente, giustamente perché le operette bisogna in qualche maniera svezzarle, no? Sì. Offenbach poi peraltro che è francese, era fortissimo perché era uno che faceva una satira pesantissima per l'epoca, però messo oggi senza contesti e senza riferimenti attuali perde un po' del fascino che aveva. Sì, questo potrebbe essere vero. Sì. E allora trovare il modo per contestualizzare, allora Andrea ha pensato di sbattere tutti quanti in questo locale che si chiama l'Inferno. Ci sono questi Giove, Giunone e compagnia cantante, tutti questi signori che la bella Euridice che si perde annoiata dal marito e via. E questo è, aspetta, finisce appunto il 9 di luglio e incomincia il 30 di giugno. Qui ci sono sì, anche qui ci sono 5? Ci sono due date e sempre pomeridiane. 5 date. Sì, anche qui 5 date, 2-9 luglio pomeridiana, che a un certo pubblico interessa, importa molto. Ecco. Questo per quanto riguarda gli spettacoli che vanno al Verdi. In festival, questi sono gli spettacoli del Festival dell'Operetta 2023, voluti dal Comune per questa collaborazione tra Verdi e Associazione dell'Operetta. Poi allora facciamo così, andiamo per l'altro spettacolo, poi parliamo degli altri appuntamenti. Poi noi avevamo già, ovviamente a suo tempo, noi già a gennaio eravamo partiti col nostro programma e abbiamo concordato con i Rossetti di fare uno spettacolo in 2 serate, 8 e 9 settembre, con cui chiuderemo sostanzialmente l'estate triestina. Al Rossetti 2 serate con la danza delle libellule. Chi è appassionato di operetta avrà visto su Rai 4 probabilmente una registrazione di questa operetta fatta al Verdi, se non sbaglio fatta al Verdi, con Massimini e la Mazzucato sui pattini e rotelle che cadono più volte sul palcoscenico apposta. È un'operetta bellissima con delle musiche straordinarie perché le musiche sono di Lear. Faceva parte di uno spettacolo che a Lear non aveva dato successo e soddisfazioni a Vienna,
e che l'anno dopo Lombardo riscrisse completamente il libretto, rimaneggiò anche un po' l'impianto musicale e debuttò con questa danza libera e fu furore di popolo. Che è quello del Gigolò e Gigolette, no? Se non mi sbaglio. Diciamo che il pubblico lo conosce perché è il foxtrot delle Gigolette, infatti noi l'abbiamo anche sottotitolato così. Anche lì c'è la regia del nostro asso pigliatutto Andrea Binetti, che lavora come un ossesso ormai da mesi. Ci sono anche qui degli riallestimenti, non lo facciamo, ambientiamo in Francia, perché noi dello champagne non ce ne può fregare, del champagne francese non ce ne può fregare di meno, lo ambientiamo al castello di Milanare, anzi al castelletto restaurato, dove c'è una convention di aziende agricole, vinicole, e quindi avremo Schioppettino, Merlot, no più Tokai perché non c'è più Tokai friulano, ecco, cioè tutti questi vini. Bouquet, c'è un personaggio che si chiama Bouquet. Adesso ho capito. Sì, ma dai Veuve Clicquot e tutti quei nomi che c'erano nell'operetta originaria, noi l'abbiamo trasformata in vini delle nostre terre, delle nostre zone, perché i nostri vini non hanno niente. Quindi sarà Gratin, allora, no? Gratin, Gratin l'abbiamo lasciato perché è il personaggio più noto, più conosciuto. Anche qui ci sono sempre i tanti, l'Ilaria Zanetti, che l'anno scorso è stata una splendida scugnizza per chi l'ha vista, Rossetti, Pasternak, e poi abbiamo una new entry, questo Sergei Kanigin, che è un cantante russo sposato con una cantante ucraina. Ostro. Sì, a me fa piacere dirlo perché è la dimostrazione che i russi e gli ucraini potrebbero convivere pacificamente, se riescono a viverlo in famiglia con tanto di bambini, potrebbero farlo anche, ma evidentemente non è così. Poi se qualcuno rifiuta anche le mediazioni, ma questo è un altro discorso. Poi abbiamo la Postogna, Giorgini, Colautti, Sgherla, la direzione dell'orchestra del maestro Gessi. Il maestro Gessi dirige anche la Vedova Allegra. Ok. E poi ci sono poi torniamo indietro e temporalmente abbiamo al Castello di San Giusto una delle ultime date del Castello di San Giusto, perché quest'anno il Castello di San Giusto finisce, gli spettacoli finiscono con luglio, e c'è il galà del musical. Noi mettiamo in campo i nostri cantanti, che sono straordinariamente bravi e non vedo perché non dovremmo assolutamente sfruttare queste loro capacità, queste loro grandi vocalità. Sticotti e la Seculin, tanto per cominciare, poi la Columbi, la Marsi, e un Luca Brotto, che è un goriziano, che è molto 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 bravo. E non abbiamo detto che il tema questa volta del galà del musical sono i brani Disney. Sì, perché c'è il centenario Disney. La Disney ha fatto film e musical, tantissimi, con delle colonne sonore strepitose, straordinarie. Quasi sempre le colonne sonore dei film Disney vincevano anche l'Oscar come miglior canzone, insomma, per cui. Onde per cui, perché non uscire un po' dai soliti Over the Rainbow, che piace molto a Mosazzi, perché non uscire dall'Over the Rainbow e entrare nel Re Leone, in questi Aladdin, Mary Poppins, straordinaria Mary Poppins, io la feci con Maurizio Soldà Rossetti, con i ragazzi di 13-14 anni, uno splendido musical. Credo adesso, per questo ti interrompo, penso che anche per i diritti non sia stato semplice, no? Perché con la Disney, oppure è meno difficile di quanto... allora, se avessimo dovuto farlo, qua viene casca il palco, se avessimo dovuto farlo con l'orchestra, sarebbe stata praticamente un'impresa impossibile, perché noleggiare le arie di questi musical con l'orchestra sarebbe stato un suicidio, sono costosissimi e non sempre li concedono. E quindi tutte le arie dei musical sono costosissime, no? Rispetto all'operetta, che ormai è un genere meno conteso, e poi anche arte ormai non più tutelato.
E quindi gioco forza quest'anno, lasciare a casa l'orchestra, ci spiace molto perché l'anno scorso il Galà del Musical è stato un successo strepitoso col povero Kaspar Richter e la grandissima orchestra FVG Orchestra, c'erano 59 elementi in scena, una roba strepitosa. Sì. E fare tutti gli arrangiamenti per una piccola band. Perché con la piccola band perché facciamo noi gli arrangiamenti, prendi il canto piano, prendi lo spartito canto piano, una lezione di prendi e fai l'arrangiamento per chitarra, basso, batteria e violino che avremo. Sì. Questi 5 strumenti e quindi c'è Stefè e Valdemarin che in questi giorni stanno facendo gli arrangiamenti di tutti questi brani musicali per questa band. Oddio, una band in scena per il musical ci sta, Sì, anche l'anno scorso nell'orchestra c'era una band che suonava alla grande, però è gioco forza proprio. Sì. Il musical l'anno scorso Kaspar Richter era venuto con tutti i suoi arrangiamenti e quindi era stato possibile fare un concerto con più di 30 arie. Più di 30 arie, una cosa straordinaria. Non sapevo che ci fosse questa, cioè sapevo che c'erano delle, appunto, che i costi erano notevoli, ma non immaginavo che poi se uno, sono tutte quelle cose sì che chi organizza, voi avete a che fare con queste robe praticamente ogni giorno. Noi diventiamo matti con i noleggi, per dire la verità. Perché per le operette ci distreggiamo, sappiamo, sono quelle 2 o 3 case che fanno poi tra l'altro da referenti dall'estero, dalla Germania generalmente, alle quali ci rivolgiamo e una, l'altra o la terza troviamo. Ma per il musical, anche già i musical tedeschi, questi... avevamo fatto tanta fatica, abbiamo dovuto pregare per avere un paio d'arie. Non c'è modo di fargli evitare i costi di Over the Rainbow così? Abbiamo ancora tempo, se no l'ultimo Dulcis in fondo c'è Evviva l'operetta in Piazza Verdi. Che questo è anche importante. È importante perché è uno spettacolo che il comune, l'assessore Rossi in particolare ci tiene tantissimo, ha voluto assolutamente che proponessimo questo concerto in Piazza Verdi con i nostri beniamini dell'operetta, col maestro Gulin al pianoforte, l'11 agosto. È uno spettacolo a ingresso libero, perché in Piazza Verdi tutti gli spettacoli sono a ingresso libero, offerto al pubblico. Generalmente quando facciamo l'operetta in Piazza Verdi la piazza è gremita. Anche perché è bello anche ritrovare lo spazio di Piazza Verdi che ha quasi delle quinte naturali, eccetera. Quindi a noi ha sempre dato una grandissima soddisfazione la Piazza Verdi. Allora, poi dopo magari, al 3 giugno manca poco. Allora, i biglietti, adesso non sto a dar prezzi perché darei i numeri a caso, i biglietti del Festival dell'Operetta, delle 3 operette che si terranno al Teatro Verdi, vanno acquistati rigorosamente al Verdi o sui circuiti online, Viva Ticket, eccetera. Mentre per quello che riguarda gli altri spettacoli, quelli che entrano invece nel nostro circuito Trieste Operetta Festival, che sono la danza delle libellule, tutto quanto, quella roba lì, va atteso ancora un attimo perché Trieste Estate, questi sono inseriti in Trieste Estate deve partire, sarà presentato a giorni, la prossima settimana 25 poco. Credo, nel momento in cui verranno presentati verrà anche aperta la pianta di vendita dei biglietti e quindi potranno essere acquistati alla solita biglietteria di Ticket Point che si è trasferita in Galleria Rossoni, hanno un bellissimo ufficio adesso, non sapevo. Da qualche mese e ovviamente la danza delle libellule sarà acquistabile ovviamente anche in biglietteria De Rossetti, apriremo anche quella a giorni. Ma poi dopo, durante, insomma, vedremo anche di parlarne ancora. Più avanti abbiamo tanto tempo, siamo qua tutta l'estate, perché poi dopo noi andremo a Monfalcone, a Ronchi, a Sistiana, tutta la carovana, insomma. A Pavia d'Udine, Tarvisio, i rifugi montani. Anche nei rifugi montani. Anche nei rifugi montani. No, vabbè, ma è giusto. No, bellissimo, un'estate, l'estate del 2020 che non si facevano spettacoli, si facevano nei rifugi, io mi sono divertita, li ho fatti tutti. Io e Aldo andavamo su. Allora, intanto complimenti per il lavoro che l'associazione sta facendo da tempo
quindi, e adesso i frutti si vedono e, come dicevi anche tu prima, si sentono, perché la gente stessa poi che fa molto da, come si dice, da passaparola, e quindi poi insomma c'è un impegno notevole dietro e quindi bisogna sottolinearlo. Bisogna anche sottolineare proprio il fatto che anche oltre a artisti affermati come c'è anche Max René Cosotti, poi anche, ci sono anche tutti i giovani, quindi insomma è veramente, insomma, è qualcosa che vale la pena sottolineare. Per fare l'operetta bisogna far crescere sempre voci nuove e attori nuovi. Ricordatevi l'appuntamento di sabato 3 giugno alle 20:30 alle 20:30 al Teatro Verdi, e poi dopo fate attenzione, coro e orchestra del Verdi. Poi saremo noi anche a comunicare gli altri spettacoli e penso che 1 o 2 volte ci vedremo ancora a Trieste in diretta. Chiudiamo questa puntata di Trieste in diretta, appunto. Noi ci vediamo martedì come sempre alle ore 18. Grazie ancora a Rossana Poletti, buon lavoro e buona serata a tutti, buon fine settimana. Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste.